Benvenuti amici di mattoscacco.com in questo nuovo video. Oggi ci divertiamo perché parleremo di teorie complottiste negli scacchi. Oh, ebbene sì, per chi è al di fuori, al digiuno di queste cose, le teorie del complotto, di cosa si tratta? Si tratta di teorie non ufficiali in seguito ad avvenimenti storici, recenti o meno. Alcune delle teorie del complotto più assurde, e questa che vedremo oggi è una delle più assurde in assoluto, per esempio quelle che dicono che la Terra è piatta, non è sferica, quindi anni e anni di studi per scoprire che in realtà poi non esiste la forza di gravità, ma noi stiamo sulla Terra, giustamente, non cadiamo dalla Terra perché è piatta. Oppure la teoria che all'interno del mondo, probabilmente anche nelle nostre amicizie, noi abbiamo degli amici rettiliani. Sì, perché ci sono alcune persone che, se le vedete, e vedrete anche Angela Merkel, lei a un certo punto vedi proprio il suo occhio che diventa un rettiliano, e quindi è un extraterrestre, una razza di extraterrestri che vive fra di noi, che ci osserva al momento giusto, ci punisce, o non so che cosa servono questi rettiliani onestamente. Ora, premessa doverosa, io sono assolutamente nell'idea che ognuno poi debba ragionare con la sua testa e si debba porre le giuste domande, laddove alcune cose non tornano, ma delle cose sono veramente allucinanti. Ma parliamo, in che modo secondo voi possono esserci delle teorie del complotto in un gioco come gli scacchi? Cioè, gli scacchi, abbiamo detto sempre, sono un gioco assolutamente meritocratico, assolutamente democratico, cioè la persona più povera del mondo può ritrovarsi a giocare la finale con il campione del mondo e batterlo e portarsi a casa un sacco di soldi senza alcun tipo di raccomandazioni o cose varie, perché se vinci, se perdi, non ce n'è. Quindi è un gioco eccezionale da questo punto di vista, veramente è da ammirare. Molti sport dovrebbero prendere dagli scacchi. Quindi in che modo possiamo parlare di teoria del complotto? Bene, la devo prendere un po' larga in modo tale che tutti voi possiate capire. Dovete sapere che c'è un noto gran maestro, noto mica tanto, si chiama Valery Salov. È stato, non so se lo sapete, è stato in un certo periodo storico il terzo giocatore più forte al mondo di scacchi, e da un certo punto di vista è strano che un giocatore che è diventato il numero 3 al mondo non sia così conosciuto. Oggi noi li conosciamo tutti, i top 10 li conosciamo tutti, sono nomi che comunque vediamo su tutti i giornali dedicati agli scacchi, su tutti i quotidiani online, su tutti i siti, insomma, sono quelli i nomi che girano. A un certo punto esce fuori questo Valery Salov e uno dice: ma chi è Valery Salov? È stato il numero 3 al mondo. E perché allora quasi nessuno lo conosce? Perché purtroppo Salov ha avuto una brutta caduta, peggio di Bobby Fischer, nel senso che a un certo punto ha deciso di mollare il mondo degli scacchi per potersi dedicare interamente a queste teorie del complotto, e in generale su una teoria del complotto. È veramente un peccato, perché lo stile di Salov per certi punti assomiglia molto a quello del giovane Carlsen, quindi è veramente forte. Qual era il suo stile? Non tanto cercare di sconfiggere subito l'avversario in aperture, con aperture particolarmente aggressive, ma il suo scopo era quello di disintegrare piano piano gli avversari in partite che duravano 100 mosse, 120 mosse, 150 mosse. È molto nota la partita che giocò contro Nigel Short, che durò oltre 150 mosse di tortura psicologica, perché 150 mosse in una partita di scacchi sono tantissime. A un certo punto giochi quasi per inerzia, e quindi vincere poi dopo 150 mosse deve essere poi una goduria incredibile. Ma comunque sia, Salov nel 1998 diventa presidente di un'organizzazione di scacchi fondata da lui, dove all'interno di questa organizzazione c'erano pochi membri, o forse c'era solo lui, e essenzialmente concentrava tutti gli sforzi per cercare delle teorie del complotto. Per esempio, con questa organizzazione denunciò Anatoly Karpov e Garry Kasparov e cercò di incentivare la FIDE a cancellare i titoli di Gran Maestro a Karpov e Kasparov, e
andò davanti a un giudice per cercare di fare a loro una multa di 13 milioni di euro ciascuno. Ma perché? Perché Salov voleva multare Kasparov e Karpov? Che cosa hanno fatto questi poverini? Bene, lui, essendo comunque un gran maestro, quindi ha le conoscenze scacchistiche assolutamente approfondite, lui ha notato una serie di coincidenze. E purtroppo per questi complottisti, quando ci sono una serie di coincidenze, diventa matematicamente realtà. Esempio, in tante partite che riguardano le finali per decidere chi è il nuovo campione del mondo, spesso ci sono stati dei sacrifici sulla casella di 5. Dato che lui ha visto che in diverse partite ci sono stati questi sacrifici su D5, allora secondo lui è tutto già comandato, cioè c'è qualcuno che pilota tutto da lontano, perché non è possibile che ogni volta che c'è un nuovo campione del mondo, questo qui fa il sacrificio su D5 e diventa il nuovo campione del mondo. Quindi lo sanno già che per vincere ci vuole questo sacrificio sulla casella D5, l'altro lo sa già, quindi accetta questo sacrificio e poi perde la partita. Dice, cavoli, ma se già tutti fanno questo sacrificio su D5, come sia possibile? Insomma, è una roba un po' malata, una roba veramente malata, e è chiaro che si tratta ovviamente di coincidenze. Poi il gioco, comunque, gli scacchi, i pezzi degli scacchi sono 16 di uno schieramento, 16 di uno schieramento. Le caselle di una scacchiera sono 64. Ora è ovvio che le partite di scacchi sono state milioni e milioni, si possa ripresentare lo stesso tema, lo stesso sacrificio, anche perché sacrifici di qualità sulla casella D5, sacrifici su D5 per cercare di creare un pedone passato, se ne vedono veramente a bizzeffe. Quindi non vedo un tipo di sincronicità così forte da dire questo è assolutamente una teoria del complotto, cioè non mi sembra assolutamente il caso. Come quelli, ragazzi, non so se l'avete sentita, quando era crollato il ponte Morandi, e ovviamente c'è stato un disastro, un disagio, ci sono state vittime, ci sono stati quelli che dicono ma tutto questo era già stato previsto. Perché? Perché in un cartone animato preso da non so dove, dopo un cartone animato c'era a un certo punto una scena di questo furgoncino che andava su questo ponte. Guarda caso questo furgoncino era verde, come quello che poi si è fermato poco prima del baratro, e c'è questo ponte che crolla e il furgoncino che è messo lì in bilico tra il vuoto e il ponte era verde. Quindi se in questo cartone animato di 6 anni fa al minuto 80° c'era questa scena, era già tutto previsto e quindi il crollo lo si poteva evitare. Ma vi sembra il caso, ragazzi, di inventarvi queste cose? Allucinante, allucinante. Quindi veramente, detto ciò, mi viene veramente veramente male a pensare che un giocatore del calibro di Salov potesse veramente buttare la propria carriera scacchistica, e magari sarebbe potuto diventare il numero 1 al mondo per dedicarsi a studiare queste cose. Sicuramente interessante, ragazzi, sicuramente è bello fare i detective e gli ispettori privati cercando di trovare cose che gli altri non trovano, ma voler trovare per forza qualcosa che gli altri non trovano è lì che ti porta magari sulla cattiva strada. Ragazzi, purtroppo il mondo è bello perché è diverso. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un bel commento qui sotto. Noi ci vediamo domani con un video ovviamente più normale sul mondo degli scacchi. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!